studio Matterhorn è il primo studio che dimostra un impatto significativo del trattamento immunoterapico in associazione alla chemioterapia perioperatoria nel trattamento dei pazienti con carcinoma dello stomaco della giunzione esofagogastrica localmente avanzato operabile. È uno studio importante perché già nei mesi scorsi avevamo visto i risultati in termini di risposte patologiche complete. La combinazione di FLOT e durvalumab migliorava questo endpoint, aumentando in maniera significativa il tasso di eradicazione della malattia nel campione chirurgico. Oggi ad ASCO sono stati presentati i risultati in termini di sopravvivenza libera da eventi, che è l'endpoint primario dello studio, e la combinazione di durvalumab alla chemioterapia perioperatoria ha dimostrato di aumentare in maniera significativa questo parametro, un parametro estremamente rilevante perché prevenire un evento, che vuol dire recidiva di malattia o decesso, vuol dire aumentare l'aspettativa di vita e le chance di cura per pazienti con una malattia estremamente aggressiva. E tutto questo è stato visto a un prezzo tutto sommato tollerabile, perché il profilo di tollerabilità della combinazione di FLOT e durvalumab si è dimostrato favorevole, quindi la combinazione dell'immunoterapia alla chemioterapia con tripletta con regime FLOT è un trattamento fattibile che non ha un impatto drammatico sulla qualità di vita dei pazienti, perché i pazienti riescono comunque anche con la combinazione di chemio e immunoterapia a arrivare all'intervento chirurgico. Dopo l'intervento chirurgico il trattamento immunoterapico viene ripreso, di nuovo sempre insieme alla chemioterapia per 2 mesi e poi per 1 anno totale di trattamento post-intervento, sempre con un profilo di tollerabilità maneggevole e quindi con un impatto limitato sulla qualità di vita in pazienti che hanno fatto già un intervento chirurgico importante, perché l'intervento chirurgico sullo stomaco, sulla giunzione esofagogastrica, si associa spesso a sequele di una certa rilevanza. Lo studio Matterhorn quindi ci conferma l'importanza della gestione multidisciplinare, l'importanza della presa in carico globale del paziente con questa neoplasia e la necessità di considerare un trattamento perioperatorio in una quota importante, se non nel 100% dei casi dove sia possibile e praticabile un trattamento perioperatorio, perché l'impatto in termini di chance di cura è estremamente rilevante.